Uno degli episodi più gravi tra quelli avvenuti nella storia della nostra regione nei giorni a cavallo della resa incondizionata del nostro paese delle forze tedesche e fasciste. Il segreto di Italia, che racconta la storia dell'eccidio di Codevigo, verrà proiettato al Cinema Corso, ingresso libero, proprio in occasione della settimana di commemorazione dei martiri delle foibe. Oggi a Casugana a presentare la pellicola il suo regista Antonello Bellucco. È un eccidio che è stato nascosto fino agli anni 90, una parte di storia che l'Italia non conosce ancora e che, non so, con questo film o forse questa piccola presunzione di iniziare a raccontare ciò che gli altri hanno tenuto nascosto. Nella sola zona di Treviso furono almeno 630 le esecuzioni ad opera dei partigiani nei confronti dei fascisti arresi ed altre 391 nella zona di Udine. Ioderzo, 140 morti nelle rive del Piave e poi anche la cartiera di Burgo cartiera Burgo che diventò un vero e proprio campo di concentramento dove a centinaia i fascisti furono uccisi, torturati e i loro corpi furono fatti sparire all'interno delle caldaie. Questa è un'altra pagina veramente tragica di questa provincia. Complicato e difficile per ammissione dello stesso regista trovare gli attori adatti a questa pellicola. Parlare di questi argomenti diventava difficile anche a far partecipare certe persone nel film. Infatti molti hanno rifiutato e mi sono trovato, spiazzato, incredibilmente spiazzato, perché le persone pensavo che andassero oltre a determinati pensieri.